Christmas, let your heart be light. There's no need to be afraid at Christmas time. Siamo di fronte a un presepe favoloso di nome e di fatto, direi, è veramente bellissimo. Amedeo Colella è esperto di napoletanità. Intanto Amedeo, Luciano De Crescenzo diceva che il mondo si divide in due fazioni, diciamo, presepisti e alberisti. A Napoli mi sembra evidente da che parte sia schierata la maggioranza. Potrei dire che siamo quasi esclusivamente presepisti. Anzi, diceva, questa condizione andrebbe addirittura messa sulla carta d'identità. L'amore per il presepe si consolida nel XVIII secolo, nel Settecento, quando finanche il re di Napoli, Carlo di Borbone, era veramente malato per la riproduzione del luogo di nascita del Cristo. Nel Settecento si stabiliscono in qualche modo le regole del presepe napoletano del Settecento, quindi del pastore napoletano. Il pastore deve essere un quinto del corpo umano, quindi mediamente fra i 25 e i 35 centimetri. Deve avere mani e piedi intagliati nel legno. Il corpo deve essere in fil di ferro e stoppa per poter assumere tutte le posizioni desiderate. La testa in terracotta policroma e gli occhi di vetro. Amedeo, Carlo III di Borbone, come dicevi, consolida proprio la tradizione del presepe. Ma fu sgridato, fu ripreso a un certo punto da un sacerdote. Sì, perché nel Settecento in realtà fatto così, con gli abiti di seta, con tutti i migliori abiti, e chiaramente il presepe risultava distante dal popolo. Padre Gregorio Rocco dice: maestà, bisogna invece avvicinare Napoli al presepe. Allora padre Gregorio Rocco introduce la Napoli del Settecento nel presepe, e quindi accanto alla grotta del presepe domestico compare la pizzeria, il macellaio con la testa di maiale, il ciccimbacco con goffabotti, i giocatori di carte, l'osteria. Insomma, il presepe si popola di simboli della Napoli di quell'epoca. Come mai spesso troviamo nei presepi la colonna spezzata sì, e sì. le rovine del tempio? Beh, c'è una versione laica e una religiosa. Nella visione cattolica la colonna spezzata simboleggerebbe il passaggio dal paganesimo al cristianesimo durante l'impero romano. Nella realtà probabilmente Carlo di Borbone, quando dovette pensare a un'ambientazione, pensò a nulla di diverso, sai da cosa? Dalle prime rovine che venivano fuori dalla villa dei Papiri di Ercolano, e quindi quel tempio di Ruto, quella colonna spezzata, simboleggiano proprio l'archeologia di cui era assolutamente appassionato. Amedeo, a questo punto allora la domanda te la devo fare. Tu sei più presepista o alberista? Ma naturalmente io sono assolutamente presepista. A casa mia il presepe non va mai via. La scarabattola rimane tutto l'anno, perché il presepe a Napoli è patrimonio religioso, è patrimonio dell'artigianato, è patrimonio della città, e speriamo prestissimo sarà patrimonio mondiale UNESCO.